Il muro esterno prima vacilla, poi cede ai colpi del demolitore. La grande forbice, quella faccia di drago, abbatte l'ultima parete dell'ultima palazzina del complesso Serenissima di via Anelli. È una immagine da incorniciare per Padova e i padovani. Addio per sempre a una brutta, degradata e tristemente famosa realtà. Con un obiettivo l'abbiamo giunto di demolire via Anelli, che era l'uomo di regalo, far sì che qua venga fatta la chiusura. Per le prossime settimane avrete anche un annuncio molto particolare, che adesso non vi dico, però così faccio stare in tensione con la curiosità. La Prandina diventa nostra a ottobre, qua mi fate la questura ed è stata finanziata con 50 milioni di euro. Dietro le quinte viene rivelato il ruolo fondamentale della prefettura e dell'attuale rappresentante del governo in provincia, il prefetto Renato Franceschelli, con una lunga esperienza nella gestione del patrimonio del demanio. Sul tavolo del Ministero ci sarebbero state ben 15 domande al governo per una nuova questura a Padova. Entro il 2021 ci deve essere tutti i progetti fatti e poi si inizia a costruire, poi sono semplicemente i tempi tecnici, stiamo parlando ovviamente di qualche anno perché sarà una struttura complessa. E adesso possiamo dire che il complesso Serenissima di via Anelli, che ha tenuto sotto scacco questo quartiere, questa città per anni, non esiste più, è stato cancellato.